che tema quest'anno? No, col tema è il Parco dell'Aveto, cioè i rifugi del Parco d'Aveto. In più ho aggiunto la parte tedesca e la francese, l'Alsazia, perché ci sono stato e allora ho detto ma mi è venuta l'idea e ho aggiunto Che cosa ha riprodotto lei del Parco dell'Aveto? il rifugio Pentarola, poi il bivacco dei monti, dei monti Abeti, che sono al passo, il passo delle Lame, la Cappelletta, poi abbiamo il rifugio Casermette sul Monte Penna, il rifugio del Monte Aiona, poi il rifugio della Malga Zanoni e quella del Bocco. Andando all'estero invece lei ha riprodotto Dalla Germania alla Foresta Nera e dell'Alsazia, che sono a confine, sono attaccate, colma con le case a graticcio. In più famosa appunto l'Alsazia perché per le cicogne, cioè hanno il simbolo della cosa sono le cicogne che vengono in quei primi periodi del caldo, nidificano e poi ripartono fino a agosto e i primi di settembre vanno in Africa. Ma è proprio ogni casa ha il nido di una cicogna sopra. Quando si può visitare questo presepe? Tutti i giorni, al mattino dalle 9 a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 2:30 fino alle 6, 6:30.